E io gli chiederò innanzitutto come mai sia lui come presidente della CEI e poi il Papa Francesco stesso hanno deciso di mettere il tema dell'ambiente, del clima e delle future generazioni al centro della loro azione, e sarà interessantissimo con lui dibattere appunto di questa questione. La Chiesa del 2024 che guarda la sostenibilità come un punto fermo cruciale per il futuro prossimo di tutti. L'appuntamento ormai consolidato del venerdì alle 13 nella nostra prima edizione con il presidente dell'associazione Persone Ecologia Reti, Andrea Ferrazzi, si arricchisce di un ospite importante, il cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Con lui avremo la possibilità di approfondire il motivo per cui, per esempio, Papa Francesco sta spingendo tantissimo, addirittura scrivendo un'enciclica e poi una esortazione apostolica sul tema del clima e del rispetto dell'ambiente. Sappiamo che il cardinal Zuppi, oltre che essere presidente della CEI, è anche uno strettissimo collaboratore del Papa, e quindi il fatto che ci abbia messo a disposizione del suo tempo è assolutamente un regalo per noi e per tutti i telespettatori di questa importante trasmissione settimanale che ogni settimana, appunto il venerdì dalle 13 alle 13:30, ci dà modo di affrontare queste questioni così cruciali. A 2 mesi dalla storica visita di Papa Francesco in quella Venezia che è il simbolo del delicatissimo equilibrio tra ambiente e società, la testimonianza fondamentale del cardinal Zuppi è un altro tassello del mosaico che i dialoghi sulla sostenibilità stanno costruendo settimana per voi telespettatori di Antenna 3. Imprenditori, scienziati, tecnici, politici, esperti, ogni 7 giorni una voce per prendere coscienza di una scommessa non facile ma necessaria e soprattutto vantaggiosa per noi, per le nuove generazioni e per l'economia. Un'altra puntata da non perdere. Appuntamento venerdì prossimo, dunque venerdì 23 febbraio dalle 13 alle 13:30, in diretta qui ad Antenna 3 insieme al cardinal Zuppi.